Nuova significativa fase nella completa operatività dei voli notturni dell'elicottero del Sueme di Treviso. Il servizio è stato attivato il 29 settembre dello scorso anno. Inizialmente l'atterraggio avveniva in campi censiti e illuminati, successivamente in campi censiti ma non illuminati. Ora, grazie all'esperienza dei piloti e alla formazione di tutti gli operatori delle centrali operative del Veneto, è stato possibile raggiungere uno step successivo. Dal 21 novembre, quindi da 2 giorni praticamente, abbiamo raggiunto un'ulteriore fase che si chiama in termine tecnico fase FOC 2, Full Operation Capability, quindi in piena operatività, di atterraggio direttamente sul luogo dell'incidente. E ieri sera i primi 2 interventi per altrettanti incidenti stradali. Entrambe per incidenti stradali, la prima nel territorio della ULSS 2 a Moriago della Battaglia, e l'elicottero appunto è intervenuto, l'equipaggio insieme a mezzi via terra ha stabilizzato il paziente in condizioni molto critiche ed è stato poi elitrasportato all'ospedale di Treviso. La seconda missione è stata invece richiesta dalla centrale operativa di Mestre, un altro incidente stradale in località Musile di Piave. Un traguardo che rende il volo notturno quasi alla pari di quello diurno, resosi possibile grazie alla formazione degli equipaggi via terra che al momento dell'atterraggio collaborano nell'illuminazione dell'area. Il prossimo step sarà quello di iniziare con le missioni speciali, quindi anche l'utilizzo del vericello in orario notturno. L'obiettivo ultimo ovviamente è quello di una operatività uguale di giorno e di notte.